Amici bellini, complimenti all'Inter prima di tutto, poi ho fatto un casino sui social, il video di ieri coi commenti tolti, poi ho fatto 2 piccoli reels che sono diventati virali, poi è uscita l'intervista di Osimhen con un editoriale vicino, insomma, comincia. Peccato che questo video non se lo vedranno in tanti perché arriva tardi, ma magari lo potete far girare. Ecco, Fulvio a Pratto si è iscritto al canale, qualcuno si può iscrivere al canale lasciando i like. Io vi ringrazio sempre per la vostra generosità, fate girare il video. Ieri ho sbagliato, i commenti tolti, YouTube non me li faceva riaggiungere, vabbè, ma quello era un altro discorso che riguardava Thiago Motta, Zirkzee e il mercato. Oggi Osimhen, il video di Osimhen mi fa fare una riflessione e si lega perfettamente con quello che è stato la festa che c'è stata ieri per l'Inter, lo scudetto. Partiamo da un presupposto: la gente è abituata a vincere, per loro può essere una cosa, vabbè, un'altra vittoria, va tranquillo, cioè non si rivoluziona il mondo, cioè qua a New York non ho visto bandiere dell'Inter sventolare, strade chiuse dove si doveva far festa onestamente, e non è così per una serie di motivi storici, insomma, 20 stelle, la seconda stella, no 20 stelle, ma 20 campionati, uno di cartone, 38, 36, quello che volete voi, non ha importanza. Mi fa riflettere e partiamo dalle parole di Osi, perché è uscito un altro trailer che però sembra uguale, trailer numero 3, che già cose che abbiamo già visto per quanto riguarda il film, lasciamo perdere, ma sul sito, sul YouTube ufficiale del Napoli esce questa intervista di Osi con Betson Sport e vabbè, solite cose, niente di rivoluzionario, però all'interno delle parole, se leggete bene, a me sono venute un paio di riflessioni. La prima, sapete, ricorderete che Osimhen quando arriva all'interessamento del Napoli si sente con Kalidou Koulibaly, e mi dite voi nei commenti, un domani, cioè domani, proprio stasera, quando arriva l'interessamento per un giocatore importante che magari ha anche altre offerte, perché il Napoli deve prendere dei giocatori che hanno anche altre offerte e vincere la concorrenza, che non ti può sempre andare bene, devi prendere giocatori che tutti hanno visto già. Chi sarà? Mi dovete dire voi nei commenti, che può alzare il telefono nella squadra di adesso, nella rosa del Napoli di adesso, che può alzare il telefono e dire: caro, non ti preoccupare, qua ti tratteranno come un signore, sarai il re, basta che dimostri l'impegno, i tifosi napoletani, qua si può fare, qua non si può fare. Kalidou Koulibaly mi ha raccontato dell'atmosfera dello stadio e lo sappiamo, gli ha dovuto anche raccontare: non ti preoccupare, qui non sono acerbisti, non sono acerbi. Poi dovresti andare a vedere su Twix quello che ho combinato, ma questo ve lo dico a fine video. Quindi la prima domanda che si deve fare la società sportiva Calcio Napoli, chi è che dovrà alzare il telefono? Chi è poi quello che può dire a uno straniero così, il capitano esausto, deve fare Juan Jesus tutto e nelle tutte le lingue che conosce? C'è qualcun altro che non se ne va e che accoglie i nuovi che dovranno arrivare? Dendonker, chi lo deve fare? Quindi questa è la prima cosa importantissima, perché poi se parliamo dell'Inter, magari il telefono là lo può alzare il vicepresidente, che è Javier Zanetti. Se a noi alza il telefono il vicepresidente, che è Edo, non so, ma posso sbagliare. Ho giocato in altri club, ma la passione che i napoletani hanno per i loro club è fuori da questo mondo. Frase fatta, frase che si dice per tutte le tifoserie del mondo, ma Osimhen va più in fondo, attenzione, poi lo ripete stesso lui, Osimhen, non Osimhen, ma lasciamo, questo interessa solo a me. La vita di tutti i giorni, loro vivono il calcio come la vita di tutti i giorni, assicurandosi che l'identità di questo club sia connessa ad essi, ai tifosi, sono i tifosi che si assicurano che ci sia identità. Già prima frase non banale. Ma poi, questo secondo me è fondamentale, per me è una sensazione fantastica, in alcuni club è la storia che crea l'identità, ricordiamo tutte le storie possibili e immaginabili, se ti chiama il Milan, tutti i giocatori lo dicono che ti chiama il Milan, tu devi andare perché è la storia, 7 Champions così, il Real Madrid ti tremano le gambe veramente, ascoltate le famose storie di quando Beckham doveva passare al Barcellona invece del Real Madrid e quindi poi il Barcellona prese in sua sostituzione Ronaldinho che doveva andare al Manchester United e presero Cristiano Ronaldo, delle storie bellissime, ma quando andate poi a sentire le interviste, t'ha chiamato il Barcellona, la storia,
riecheggia quando il telefono per alcuni club è la storia. Visto che non abbiamo grande storia e la nostra storia è avere avuto Diego Armando Maradona, e in quel momento, perché Vinicius non lo sa nessuno, Vinicius, capiamoci, lo sappiamo solamente noi. Per il resto il Napoli è questo, è un momento con Maradona, poi c'è stato un momento l'anno scorso che andava sfruttato e bisognava creare una storia e un impero intorno a quel momento, non si è fatto, non abbiamo storia. Osimhen lo dice ed è vero e dobbiamo accettarlo. È la storia che crea identità in altri club. A Napoli sono i tifosi che rendono la squadra ciò che è. Questo è un passaggio fondamentale. Signori, ne abbiamo parlato spesso. Lo stadio non si riempie, lo stadio, i tifosi si sono imborghesiti, tutta una serie di cose. Quando vi viene in mente la tifoseria più calda, per un periodo, io sono un po' più anziano di alcuni di voi, per un periodo si diceva la tifoseria del Napoli è calda, e andare allo stadio San Paolo qualche problema lo crea. Vi ricordate Yaya Touré? Benissimo. Oggi, se mi chiedono la tifoseria, io penso alla tifoseria del Borussia Dortmund, penso al canale Telegram non vi siete iscritti, penso al Borussia Dortmund, ma penso anche alla squadra tedesca che abbiamo affrontato, che l'Union Berlino, che teneva cioè, gente che aveva perso 17 partite, tutti quanti. Ok, noi non abbiamo in questo momento questa grande forza. E c'è anche il fatto che a noi interessa assai il calcio giocato, quindi il tifoso del Napoli, se non è l'ultra che sta di spalle a urlare, guarda la partita, la commenta, mormora, dice dovevi fare così, pensa a quali cambi deve fare l'allenatore. Il tifoso del Napoli è così, è un amante anche esteta del calcio. Però attenzione, se noi perdiamo anche questa identità, rischiamo di rimanere senza nulla. Perché poi voi dovete guardare nel lungo, non nel breve di un mese, 2 settimane, perché poi sono 4-5 finali che ti devi giocare. No, tu devi guardare nel lungo, e nel lungo va a finire che se non hai idoli, se non hai giocatori importanti tipo Koulibaly che chiama questi qua, i giocatori importanti non vengono e i bambini non si affezionano, i nuovi tifosi non si affezionano a te. Se non hai identità con i tifosi, perché i tifosi poi si lamentano dei giocatori e sono il primo, quello è scarso, ma poi se si arriva all'insulto e alla contestazione dicendo vi dovete togliere la maglia, non siete buoni, succede spesso in vari club, ma per noi credo sia più importante mantenere questa storia dell'identità per il futuro, non per questi qua se ne devono andare, non hanno più niente da dare e lo capisco benissimo. Sto facendo un discorso per il futuro, perché l'anno prossimo si comincia. Al secondo pareggio l'allenatore, chiunque, Mister X out immediata, perché la deriva è quella: i giocatori non sono buoni, gli allenatori non sono buoni, la società vuole solo mangiare soldi, eccetera eccetera. Cerchiamo di capirci, perché se sfasciamo tutto il Napoli lo vediamo sparire, scendere, scivolare finché non facciamo degli anni di salvezza tranquilla, dopodiché si scende, se perdiamo anche l'identità del tifoso. E lo devo dire proprio in un momento in cui voi guardate la festa ed è immediato fare il paragone con quella che è stata la festa dei napoletani, senza nemmeno la possibilità del pullman scoperto che loro stanno organizzando. E fa impressione vedere Piazza Duomo con 4 gatti, loro che esultano così, poi se ne vanno a dormire, stappano una bottigliella e se ne vanno a dormire. Vincere a Napoli è qualcosa di straordinario e non dobbiamo fare in modo che i giocatori lo dimentichino, altrimenti non abbiamo nemmeno quell'attrattiva lì, perché vincere a Napoli significa veramente entrare nella storia. Se poi questi giocatori li togliamo dalla storia perché hanno fatto delle figure di merda l'anno successivo, è capace che non viene più nessuno a rischiarsi la carriera e la storia in questa città. L'appello del giornalista, poi mi dite voi nei commenti se sbaglio, perché magari io all'estero ho una percezione diversa, ma credo che Chiarillo sia il giornalista più influente in questo momento a Napoli. È quello che se fa una scorreggina tutti quanti la ritwittano, la ascoltano, la contestano, è il più influente. Poi a seguire non so chi sia influente come lui, di quelli che bazzica sui social, che lo ritwittano. Per me è Paolo Del Genio, che però è più tecnico, va nelle cose tattiche. Alvino è influente, appena dico subito allarme. Alvino è influente, De Maggio è influente, Auriem è influente, chi altro c'è? Enrico Fedele è influente, chi è? Però se è vero come è vero che Chiarillo è uno di quelli più seguiti, lui dice così oggi: domenica voglio all'ingresso in squadra, pretendo, se siete tifosi chiamate la maglia, che la squadra sia subissata di fischi.
fermi tutti. Allora, prima di tutto, non ti permettere proprio, perché chi ti credi di essere? Se siete tifosi del Napoli dovete fare così, voglio, pretendo. Non ti permettere proprio, perché non sei nessuno. Nessuno si può reggere, alzarsi e autoproclamarsi a rappresentante dei tifosi del Napoli. Ognuno dei tifosi del Napoli può avere la sua idea, può decidere di contestare ed è suo diritto, può decidere di applaudirli ed è suo diritto, può decidere di disertare ed è suo diritto, può decidere ad andare allo stadio a divertirsi, perché magari per qualche altro tifoso è un passatempo che non deve essere vita o morte. Quindi tu, Umberto Chiariello, lei, dottor Chiariello, non si permetta assolutamente di dire voglio, pretendo, e se sei tifoso del Napoli fai così. Perché io sono tifoso del Napoli, non posso andare allo stadio. Ma se andassi allo stadio, se potessi andare allo stadio, faccio quello che dico io, non quello che mi dice lei. Prima cosa. Deve essere fischiata. Voglio e pretendo. E mi si lasci il diritto e la rivendicazione alla contestazione civile. Certamente. Io parlo sempre nei canoni della legalità. Chiunque voglia interpretare le mie parole come incitamento alla violenza lo denuncio. Denunci, fai quello che vuoi tu. Perché non esiste proprio. Mi fermo perché tanto ripete sempre la stessa cosa. Ovviamente non si riferisce a me o ad altri, ma si riferisce a gente che probabilmente su Twitter, perché è sempre il problema di Twitter, che lui ha detto Di Lorenzo è il fratello scemo di Di Lorenzo, e tutta una serie di cose offensive che Chiariello ha sempre fatto, senza proprio mettere in pubblica piazza i giocatori, sfottendoli, insultandoli, gli allenatori. Ricorderete Gattuso, c'è Calabria e Calabria, era meglio Serse Cosmi. Signori, lui pretende che questi giocatori vengano insultati, contestati, fischiati allo stadio. Nessuno però può permettersi di contestare lui quando gli ricordano i tweet che lui aveva fatto in passato e tutta una serie di intuizioni che aveva sbagliato, e poi se la prende, se qualcuno lo prende in giro rispetto alle sue considerazioni che aveva fatto su certi giocatori, che poi si sono rivelate non vere, non veritiere. Quindi lui dice: ma perché mi prendete in giro? Non vi dovete permettere di prendermi in giro. Però lui può prendere in giro Bakayoko chiamandolo il palo della luce, e continua a farlo, continua a prendere in giro Gattuso, continua a prendere in giro i giocatori e tutti quelli che vuole, e pretende, chiama a gran voce la sommossa popolare, che è quanto di più populista si possa fare in questo momento, dove i giocatori sono alla mercé, cambiano 3 allenatori, allora è colpa vostra. Abbiamo fatto le analisi tattiche di quello che non va nella squadra e abbiamo visto che possono dare il 110% che non danno, stanno dando il 70%, il 50%, qualcuno sta dando il 10%, benissimo, si individua, si commenta e si va avanti, ma si va avanti individuando quelli che ti possono dare ancora qualcosa, li fai da parte, e quelli che non ti possono dare più niente li vendi, cerchi di vendere e ti tieni quelli là che hai messo da parte che ti possono ancora dare qualcosa. Attenzione a rovinare quello che è il rapporto tra i tifosi e i giocatori, perché altrimenti noi che non abbiamo storia non abbiamo più nessuna possibilità di competere in Italia. Stanno girando le fotografie, la Juventus 3 stelle, l'Inter 2 stelle, il Milan 1 stella, poi c'è il Genoa, c'è il Torino, c'è la Pro Vercelli, devi scendere ai 3 scudetti per la Roma e il Napoli. Noi spariamo dalla circolazione, fate molta attenzione, e i tifosi hanno una responsabilità enorme, perché nel 2024 tutti leggono tutto sui social, quindi non è solamente una questione di stadio. Fate attenzione, gli sfoghi sono legittimi, lo facciamo anche noi in live senza mai scantonare, ma attenzione. Io ieri faccio il video di Leao che cammina in campo e non pressa, atteggiamento, body language, diventa virale immediatamente, più di 200.000 visualizzazioni, viene ritwittato da chiunque nel mondo, retweet in arabo, lo ritwittano i tifosi dell'Inter per sfotterlo, lo ritwittano i tifosi del Milan perché sono esausti. Il video mi viene buttato giù di nuovo da Leao perché lui non accetta il contraddittorio, mi risponde personalmente, ma non accetta che siano fatte vedere queste immagini, mentre altri video restano su Twix e nessuno le fa buttare giù. Come mai? Quindi l'infringimento di copyright non va, è poca roba. Perché? Perché loro leggono tutto e alcuni soffrono, altri reagiscono. Quindi attenzione,
Ci sono giocatori che magari tu li fischi e reagiscono con grande orgoglio. Ci sono altri giocatori che tu li fischi e finiscono di dare niente e non la mettono la gamba perché dice ma a me che me ne fotte, io devo vedere come finire questo campionato per non infortunarmi e per giocarmi una chance da qualche altra parte. Attenzione tifosi, attenzione, questi leggono tutto e noi vediamo tutto, perché poi l'altra cosa che posto è divertentissimo con Acerbi che sta esultando vicino a Thuram. Pare che lo sta... No, non lo abbraccia, non si abbraccia. Quello è rimasto, quel video là, perché fa ridere, perché è meme oramai. Quello di Leao mi è stato buttato giù, quindi abbiamo una responsabilità. Sappiatelo. Io non dico di applaudirli, perché non meritano gli applausi, e non dico nemmeno di non contestarli. Dico però, giornalisti influenti, non vi permettete di farvi rappresentanti dei tifosi perché non siete nessuno. Nessuno. I tifosi la pensino con la loro testa, se volete contestare contestate, se volete insultare fate brutta figura, perché noi dobbiamo mantenere il livello più alto. E occhio a quello che ha detto Osimhen, perché il Napoli non ha una grande storia, ha dei tifosi che quando si vince festeggiano in tutti i punti del globo e questi diventano degli eroi. Basta un campionato disastroso, mortificante, imbarazzante per far dimenticare quell'impresa? No, non basta quello. Loro resteranno degli eroi ed è giusto anche che sia, perché se lo sono meritati. Poi sta al tifoso capire il perché quegli stessi giocatori nell'annata successiva non sono in grado di ripetere quelle prestazioni. E là bisogna unire i puntini. Cosa è andato diversamente? Allenatore diverso, non si sono capiti, la società che ha smantellato, quelli che volevano abbassare gli ingaggi, altri che sono stati accontentati con procuratori che poi continuano a parlare, e là deve essere il tifoso bravo. Ma questi giocatori, specialmente gli stranieri, se ne fregano assai di capire le dinamiche, fanno il loro lavoro, si fanno vedere e poi scappano, perché questo qua vuole andare al Chelsea. È evidente, se il Chelsea non va in Champions e se lui ha la possibilità di giocarsi le sue carte ancora per un paio d'anni in qualche squadra che fa la Champions, meglio per lui, e poi magari può andare a seguire le orme di Drogba, perché quello che vuole fare, vuole diventare il nuovo Drogba e vuole seguire quelle orme lì. Il futuro, attenzione al futuro. Da New York, Valerio Fludo è tutto. Mi dispiace tanto. Devo imparare a fare i TikTok, devo essere più breve. Questo è tutto un podcast per me, perché devo esprimere i miei concetti bene. Però io devo imparare, è anche colpa mia. Se imparo ad essere più breve e a far girare video che in verticale di 30 secondi arrivano direttamente al punto, forse riesco a far arrivare i messaggi a più persone. Finché non è così, grazie a tutti quelli che hanno la pazienza di seguire, di lasciare qualche like e di commentare, perché io sono molto preoccupato per il futuro, non so voi.